Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Ragazzi belli, buongiorno. Buongiorno. Altro giro, altra corsa. Questo weekend andremo al lago di Idro. Dobbiamo capire se a Idro o in un altro comune. Adesso studieremo un po'. Siamo in partenza stamattina da Desenzano sul Garda. Siamo arrivati ieri sera come al solito nostro. Abbiamo fatto una piccola tappa. Partenza venerdì. Eravamo sfiniti. Quindi siamo parcheggiati lungo il lago su un parcheggio libero solo per la nottata. Stamattina quindi partiamo circa un cinquantina di chilometri e andiamo ad Idro. Quindi ci prepariamo, sistemiamo il camper e si va su. A dopo! Ci vediamo a Idro. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlights. Il camper è parcheggiato qua. Qui ci sono i 3 posti. Volendo c'è una fontanella, un ristorante e il lago proprio davanti. Eccoci qua, arrivati al lago di Siamo. Idro. Sembra paradisiaco Sì. il posto. E ci facciamo 4 passi mentre aspettiamo Luca e Roberta e poi vi raccontiamo un po' il posto. Quindi secondo me ci vediamo dopo. Mentre attendiamo Luca e Roberta andiamo verso il paese. A 500 metri da qui c'è un alimentari. Andiamo a prendere un po' di pane che ci siamo dimenticati a casa. Io mi sono dimenticata a casa. Vabbè, ci siamo dimenticati i dettagli. E vediamo un attimo il paesello qua di Anfo. Trovo biglietti, trovo biglietti. Il lago di Idro si trova sul confine tra Lombardia e Trentino. Le sue acque sono interamente balneabili e ci si può sbizzarrire tra surf, vela, canoa, senza contare la possibilità di fare passeggiate stupende, escursioni in bicicletta o anche ferrate a picco sul lago. È stata davvero una piacevole scoperta, quindi grazie Luca. Vieni che ti porto a fare il giro del lago di Idro. Le ultime parole di Luca prima di imbucarsi in un cantiere a cielo aperto. Guarda qua. Vicino al camper, ragazzi, ci sono questi 2 tavolini, vista lago, e quindi adesso aperitivo? Ci si imbriaca.
buon Albert Einstein, ci sono solo 2 modi per vivere la vita. Uno è come se nulla fosse un miracolo, l'altro è come se tutto fosse un miracolo. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Domenica mattina, In partenza. partenza. Anche oggi una giornata stupenda deve essere. Sì, guardate qua, che meraviglia. Stavolta abbiamo beccato un gran bel weekend. Sì, finalmente un po' di sole, era caldo addirittura. Sì. E niente, consigliatissimo il posto intanto, perché se volete stare un po' tranquilli e in pace in mezzo al nulla con un lago davanti, Sì, consigliatissimo. Adesso tornando verso casa ci fermiamo a scaricare il camper, che abbiamo trovato un'area gratuita di carico e scarico con sosta volendo a mezz'oretta da qui verso la 4, che poi prenderemo per tornare a casa, quindi ci aggiorniamo dopo, vi dico dove. Trovata il parcheggio con carico e scarico, tutto gratuito, non è il massimo dell'igiene, però No, direi di no, però è tutto gratuito, quindi va benissimo così. Ora ci mettiamo in marcia e ritorniamo verso casa. Grazie per essere stati con noi anche questo weekend. sì. Ciao belli! Ciao.